Era diventato un ammasso di rovi e sterpaglie nascosto nella campagna trevisana. L'eremo di San Girolamo a Nervesa della Battaglia ora ritornerà a splendere. Il restauro iniziato in questi giorni ridonerà ai cittadini il punto di riferimento della cultura religiosa del Montello. A riscoprirlo colui che comprò il terreno sul quale è stato edificato. L'eremo, danneggiato nella prima guerra mondiale, era stato quasi completamente ricostruito nel 1922 dagli abitanti di Nervesa e poi lasciato al degrado. Un giorno camminando, in mezzo alle stradine, coperto da tutti alberi, ho trovato questa porticina per entrare. Sono rimasto, ho detto, ma com'è possibile che un patrimonio del genere sia proprio abbandonato, proprio quasi distrutto? L'eremo nell'antichità era un luogo di culto importante per la cristianità della zona, un posto sacro in cui era custodita la statua di San Girolamo. La gente del luogo raccoglieva della terra che circondava appunto le fondazioni dell'eremo e la poneva in alcuni sacchetti e questi, una volta benedetti dalla presenza della statua del santo, venivano riportati a casa nella speranza di guarire dolori articolari. Ora il rudere tornerà a disposizione di tutti, non verrà recintato e si potrà accedere esclusivamente a piedi. Io spero di vedere gente tutti i giorni che vanno a vederlo, perché metterò a posto le stradine, i cancelli saranno aperti, voglio che tutti vanno a vedere cosa abbiamo, perché sono patrimoni e fa parte di chi siamo, del nostro paese. Il restauro finanziato da Ermenegildo Giusti avrà lo scopo di consolidare il manufatto. Verrà mantenuto nella sua struttura e nelle sue finiture con questo tipo di roccia o di puddinga tipica del Montello. Verrà eliminata l'acqua piovana e l'acqua di infiltrazione che viene dal terreno in maniera che l'oratorio poi sarà accessibile al pubblico.